Bentornati alla 2026 Dacia Solenza Prima. Oggi diamo uno sguardo approfondito a questo nuovo modello per capire fin dove è arrivata Dacia e cosa offre davvero quest'auto nell'uso quotidiano. Fin dal primo sguardo, la Solenza Prima mostra una chiara evoluzione nel design. L'esterno appare moderno e sicuro di sé, con linee pulite della carrozzeria e una forma equilibrata che dona all'auto una presenza solida su strada. Il frontale è più deciso rispetto alle generazioni precedenti, con una griglia importante e fari eleganti che aggiungono un tocco premium. Dettagli cromati discreti e cerchi in lega ben disegnati completano l'aspetto, facendo sembrare la Solenza Prima più costosa di quanto non sia realmente, uno dei suoi punti di forza principali. Entrando nell'abitacolo, l'impressione positiva continua. L'interno è spazioso e progettato con attenzione al comfort e alla praticità. I sedili offrono un buon supporto sia nei brevi tragitti urbani, sia nei viaggi più lunghi in autostrada, mentre i materiali utilizzati su plancia e pannelli delle porte risultano resistenti e piacevoli al tatto. Dacia ha chiaramente migliorato qualità percepita e assemblaggi, rendendo l'abitacolo più curato. Il layout è semplice e intuitivo, con uno schermo infotainment moderno posizionato in modo comodo. La connettività per smartphone consente di utilizzare navigazione, musica e chiamate senza difficoltà, rendendo la guida quotidiana più piacevole. Anche i passeggeri posteriori dispongono di uno spazio adeguato per gambe e testa, rendendo l'auto una scelta pratica per le famiglie. Per quanto riguarda le prestazioni, la 2026 Dacia Solenza Prima punta sull'efficienza e sulla fluidità di guida, più che sulla velocità pura. Le motorizzazioni sono pensate per offrire una potenza affidabile nell'uso di tutti i giorni, sia nel traffico cittadino sia nei viaggi extraurbani. L'accelerazione è progressiva e prevedibile e il motore rimane silenzioso nella guida normale, contribuendo al comfort generale. L'efficienza nei consumi è uno dei punti di forza, aiutando a ridurre i costi di gestione nel tempo. L'assetto delle sospensioni assorbe bene le imperfezioni della strada, garantendo una marcia confortevole anche su superfici irregolari. Lo sterzo è leggero e facile, rendendo parcheggi e manovre in città semplici e senza stress. La sicurezza e la sensazione di controllo sono aspetti importanti del pacchetto Solenza Prima. L'auto è dotata delle principali dotazioni di sicurezza che gli automobilisti moderni si aspettano, offrendo tranquillità in ogni viaggio. La stabilità alle velocità più elevate è buona e l'impianto frenante risponde in modo affidabile, permettendo al conducente di sentirsi sempre in controllo in diverse condizioni di guida. Queste caratteristiche rendono la Solenza Prima una scelta affidabile sia per gli spostamenti quotidiani sia per i viaggi più lunghi. Parliamo ora dei prezzi. Ed è qui che la 2026 Dacia Solenza Prima si distingue davvero. Dacia è riuscita a mantenere un posizionamento molto competitivo, rendendo quest'auto accessibile a un pubblico ampio. La versione base offre un eccellente rapporto qualità-prezzo con una buona dotazione di serie, mentre gli allestimenti superiori aggiungono comfort e tecnologia senza far lievitare troppo il costo. Rispetto a molte rivali dello stesso segmento, la Solenza Prima offre più spazio, maggiore efficienza e dotazioni moderne a un prezzo inferiore, risultando una scelta intelligente dal punto di vista economico. In conclusione, la 2026 Dacia Solenza Prima è un'auto equilibrata che soddisfa le esigenze di molti automobilisti. Offre un design esterno piacevole, un interno confortevole e pratico, prestazioni fluide ed efficienti e un prezzo sensato. Per chi cerca un veicolo affidabile, moderno e conveniente, la Solenza Prima merita sicuramente di essere presa in seria considerazione.